Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Buon ascolto a tutti, benvenuti alla 22esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Mettiamoci meglio questo microfono, eccoci qua mentre la mongolfiera sta sovraccando il monte. Noi con le nostre mongolfiere dove andiamo oggi? Buonasera Rossella, buonasera Omar. Buonasera, bentornati a tutti. Stiamo volando velocemente verso Bruxelles. Sì. Buonasera Rossella, buonasera Gianluigi, buonasera ai nostri teleascoltatori, ascoltatori sì, radioascoltatori, ascoltatrici. Anche tele, perché chi guarda su video, ascoltatori, Ecco. È vero, sì. Video ascoltatori, audio ascoltatori. Audio, video, tutto insomma. E oggi direi che siamo più nella zona francofona, no? Se non sbaglio. Zona francofona, perché noi ottimizziamo gli spostamenti, sì, perché è vero che la mongolfiera è ecologica, però insomma cerchiamo di ottimizzare. Avremo con noi anche questa sera verso la fine il nostro chitarrista Fabio Garante, e i brani che sentirete adesso tra un ospite e l'altro appunto sono solo di chitarra del suo ultimo brano, del suo ultimo disco che uscirà noi abbiamo l'anteprima di tutti i brani e del disco fra 2 o 3 giorni. Domani esce Sofia e a maggio esce tutto l'album completo. Noi vi facciamo ascoltare un po' di brani in anteprima. Incominciamo con Soul.
Eccoci qua nuovamente nella nostra mongolfiera. Rossella, ci sei? Allacciati le cinture che voliamo verso Bruxelles, dove troviamo Davide Sabadin. Ciao Davide. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao, è Bentornato. responsabile efficienza energetica presso gli uffici di Bruxelles e coordinatore tra le varie associazioni europee e italiane per quanto riguarda l'ambiente, no? Sì, io mi occupo in particolar modo di energia e faccio da un po' da ponte con l'Italia, ma con le varie associazioni ambientaliste che compongono un network, diciamo, la rete di associazioni ambientaliste qui a Bruxelles, circa 180 associazioni in 35 paesi, e io mi occupo di efficienza energetica. Siamo comunque una grossa organizzazione, la più grande che c'è in Europa, sono 90 persone che lavorano alla fine e che provano a mettere un argine alle 9.000, diciamo così, di lobbisti dell'industria, insomma, che provano a portare a casa quindi qualcosa di buono sull'Unione europea. Bene, abbiamo chiamato Davide perché c'è stata giorni fa la giornata mondiale per la terra. Com'è messa questa terra, Davide? Respira? Sì, non è messa benissimo come sappiamo e diciamo che tanto della discussione poi a livello mondiale è anche legata al fatto delle nostre responsabilità storiche come Europa, come se dobbiamo fare tanto quanto gli altri o dobbiamo fare di più, lasciando quindi che gli altri si sviluppino e inquinino un po' di più perché noi l'abbiamo fatto negli ultimi 150 anni, o se tutti devono fare la loro parte in maniera uguale. Di sicuro non stiamo facendo più di quello che dobbiamo fare come nostra parte, stiamo facendo di meno di quello che stiamo facendo per stare solo sui temi climatici dentro l'accordo di Parigi. Non siamo in linea con quello che siamo impegnati a fare. Quindi a chiedere anche di più, e sarebbe corretto, all'Europa, è chiedere un qualcosa che in questo momento i Paesi membri non sembrano assolutamente disposti a fare. Insomma. Devo dire che il ruolo invece della Commissione europea, delle istituzioni europee, è quello di spinta. Io quello che osservo è che qui la Commissione europea, che è la facoltà legislativa, propone testi di solito abbastanza coraggiosi, e poi casomai a volte il Parlamento, ma soprattutto i Paesi membri, i governi dei Paesi membri che lo segano ogni ambizione, cercano di tirare indietro i piedi, cercano in qualche maniera di annacquare le normative con la logica: non siamo pronti, la gente non è pronta, ma così l'economia, ma. Poi quando succede che passa qualcosa, si girano e parlano ai propri cittadini, dicono è colpa di Bruxelles, ce lo chiede l'Europa, questi pazzi sono così. Credevo che tu stessi per dire con la logica elettorale. Assolutamente sono logiche elettorali, ma purtroppo vi devo dire che la cosa grave è, se fosse circoscritta l'Italia, sarebbe ancora tutto sommato, vabbè, tollerabile. Purtroppo è un andazzo abbastanza presente in molti paesi elettorali, cioè le vittorie sono vittorie degli Stati membri e invece quello che non piace, gli sforzi e i sacrifici sono sempre colpa dell'Europa. Si basa sul fatto che i cittadini europei non hanno conoscenza del processo legislativo europeo, non sanno per esempio che niente, neanche uno spillo viene deciso a Bruxelles senza che anche i Paesi membri accettino e alzino una mano per votare a favore. Quindi quando ce lo chiede l'Europa perché abbiamo accettato noi o che abbiamo proposto. Perché abbiamo approvato. Ascolta, quali potrebbero essere, cioè abbiamo visto per esempio la patetica questione delle auto elettriche, no? Ma anche in molti altri campi. Quale sarebbe a tuo avviso un ambito urgente sul quale prendere decisioni drastiche? Allora, un ambito urgente senz'altro è quello della casa, del riscaldamento. Avete visto sicuramente, anche chi ci ascolta ha visto che cagnara c'è stata nei giornali italiani, e c'è ancora nei giornali italiani, alimentata in maniera orchestrata e perfetta dal governo, sul tema: l'Europa ci vuole togliere i soldi dalle tasche per obbligarci a ristrutturare casa, e chi paga e quanto dura, come facciamo, è una follia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono girati dei numeri assolutamente assurdi e incredibilmente perfino l'associazione confindustriale dei costruttori edili, che erano gli unici che, voglio dire, in qualche maniera dovevano solo che guadagnarci economicamente, perfino loro, rispondendo a logiche di carattere politico e non economico, si sono espressi, diciamo così, contro. Ecco, quello invece è un tema strutturale, nel senso che non potremo mai arrivare alla
diciamo, neutralità climatica nella nostra economia se non partiamo dai settori dove è già possibile farlo, perché abbiamo già le tecnologie e abbiamo già la possibilità di farlo. E quindi la casa è uno di questi settori, cioè la casa può alimentarsi, affrescarsi, riscaldarsi con fonti rinnovabili, la casa può essere coibentata con materiali anche naturali, la casa, parlo sia di case, condominiali, uffici, centri commerciali, tutto il costruito, diciamo, oggi ha le tecnologie per diventare carbon neutral, come si dice. Questo costa, ma costa comunque molto di meno che non farlo, in termini di climatici. E poi comunque ci sono fondi veramente a sufficienza. Cioè, chi l'ha raccontato si è dimenticato di dire che i fondi ci sono e vengono messi in larga parte da fondi europei. Quindi in realtà l'Unione Europea ha proposto una norma, cosiddette case green, che prevede tante cose che se volete adesso vi elenco, che però in realtà punta a fare in modo che i cittadini europei taglino ad un terzo i costi delle bollette elettriche e del gas. Quindi l'obiettivo è far pagare di meno i cittadini europei e non pagare di più. E l'obiettivo è far aumentare il valore catastale, il valore degli immobili di chi è proprietario degli immobili e non fargli perdere valore. Ma le tecnologie ci sono già, sono a portata di mano, sono accessibili? Sì, ci sono, certo, si fa su queste tecnologie la stessa disinformazione che si fa sull'auto elettrica. L'Italia, anche in questo campo, rema contro e fa il pierino della situazione cercando di tirare ancora una tecnologia vecchia come le caldaie a gas, inventandosi che ci metterà l'idrogeno, inventandosi che ci metterà il biogas, tutte fandonie quantitativamente e se uno va a vedere poi i numeri sono scuse per continuare a vendere il gas, sono scuse per continuare a fare la politica di Eni. È Eni che fa la politica, non è il governo italiano. L'Italia non esiste in politica estera su temi energetici, c'è solo Eni che manda avanti dei funzionari pubblici, ma di fatto è Eni che fa la politica. Quindi qualsiasi cosa che mette in discussione il consumo di gas, e ve ne dico una, per esempio, noi abbiamo avuto accesso dei dati a delle informazioni riservate. Sapete che dopo la guerra in Ucraina l'Unione Europea ha preso delle misure di emergenza per il taglio dei consumi del gas affinché per potersi liberare dalla dipendenza dal gas della Russia. E si è deciso che assieme tutti i paesi devono tagliare il 15% di consumo e tagliare il 10% di corrente elettrica. Uno sforzo di efficientamento energetico, di efficienza energetica, di risparmio. Bene, questo sforzo ha pagato, si è riusciti a farlo quest'inverno, abbiamo gas. Si è deciso però di continuare per essere sicuri anche per l'anno prossimo, perché non siamo al riparo di un inverno freddo, per esempio. Bene, solo 2 paesi hanno votato contro, i soliti pierini, che sono la Polonia e l'Ungheria, per motivi di carattere politiche di tic su altri file. E indovinate chi si è astenuto? Unico paese tra i grandi paesi che si è astenuto è l'Italia. Cioè l'Italia si è astenuta su un provvedimento che punta a consumare meno gas importato. Come a dire che noi vogliamo consumare più gas, perché sennò come fa a fare i soldi Eni? Dobbiamo vendere più gas, bruciare più gas. Veramente è stata una cosa che ha sorpreso tutti, perché nessuno si è permesso di dire una cosa del genere. Sembra veramente illogico se non appunto si seguono logiche di carattere di interesse appunto più globale legato al mondo dei fossili. Quindi tornando al discorso delle case, questa è una priorità. Dobbiamo diventare il patrimonio pubblico, le case popolari, dove abitano le persone che non fanno più difficoltà a pagare le bollette, ma dobbiamo mettere nelle condizioni tutti di poter acquistare le tecnologie per appunto passare dalla parte del problema, pensare gas, pensare gasolio, alla parte della soluzione con le pompe di calore, il solare e tutte le tecnologie di efficientamento energetico che ci sono e che sono oggi a portata di tutti. Ecco, ci sono, diciamo, non so se siano scuse, ma quelli che dicono, beh, a Venezia e nelle altre città di centri storici è impossibile rimettere a posto le case perché con le belle arti, con tutto quanto, non riusciamo a farlo. È vero, non è vero, queste storie? Oh. Gianluigi, è vero, ma quello che nei giornali italiani ci si è ben guardati dal dire è che la norma non è, cioè, non è che sono stupidi qui a Bruxelles e c'è solo Venezia, l'Italia, ci sono centri storici in tutta Europa, non è che hanno lo stesso problema, ce l'hanno anche in Svezia o piuttosto che in Austria o in Portogallo. Quindi sanno benissimo che in centro storico tu non puoi mettere il cappotto al palazzo ducale, chiaramente. No? Quindi
gli edifici storici erano comunque esentati, sono sempre stati esentati fin dalla prima bozza presentata dalla Commissione europea, ma per andare contro la norma si è aizzata l'idea i nostri castelli, dovremmo fare il cappotto ai castelli, sapendo di mentire, cioè, però sapendo, siccome le persone non è che hanno accesso alla bozza della norma, non lo sanno, quindi si fidano di quello che è scritto sui giornali. Quindi chiaramente i centri storici sono esentati, ciò non vuol dire che la tecnologia non stia andando avanti. Esistono oggi tecnologie che aiutano alla coabitazione, all'efficientamento e alla decarbonizzazione anche di edifici storici. Cioè, per esempio, si possono mettere condizionatori, pompe di calore senza avere l'unità esterna, che è quella che dà fastidio, che diciamo esteticamente non è tollerabile, non è accettabile. Si possono avere, così come si possono avere coibentazioni in alcuni casi tra diversi strati del muro, insomma, senza che si veda l'esterno. Quindi ci sono delle tecnologie che vanno avanti. Certo, se la norma spinge in quella direzione, anche le aziende investono in ricerca e sviluppo e vengono fuori nuove tecnologie, nuovi prodotti. Se invece la norma è lasca e lascia andare, allora... Certo. Beh, insomma... Su quello che si conosce, no? Anche per i tecnici. Esatto, il tecnico ti dirà sempre: signora, installi la caldaia a gas, che va sempre bene. Esatto, confermo. Quello che dice che il signor tecnico non ha voglia di farsi il corso di formazione sulle pompe di calore, non ha voglia di mettere in discussione un sistema, un mercato che gli va molto bene, che gli porta un bel po' di soldini, e che ha un accordo con l'azienda che produce le caldaie, che lui gli fa il fatturato annuale sulla base delle caldaie, per cui non ti dirà mai che l'oste ti dirà mai che il vino non è buono. Pian pianino anche le aziende che fanno caldaie, quelle tedesche, passano tutte alle pompe di calore. Quelle italiane fanno resistenza, anche se stanno preparandola, però sono più lente, vogliono, come dire, sfruttare fino al massimo la base. Beh, Rossella, dovremmo fare un collegamento con Bruxelles più spesso, perché così riusciamo a capire bene come funzionano le cose. Perché devo dire... Molto chiaro. Sì, esatto, perché anche in effetti la stampa sembra Bruxelles sia su un altro pianeta, la comunità europea sia un'altra cosa che non ci interessa, no? E invece, per esempio, questo tema è un tema centrale per l'economia e per i posti di lavoro in Veneto, perché ci sono molte aziende che producono, per esempio, pompe di calore in Veneto. Ci sono aziende che fanno pompe di calore in provincia di Padova, a Brugine, ci sono aziende che fanno pompe di calore a Feltre, grosse multinazionali, ci sono aziende che fanno pompe di calore in provincia di Treviso, in provincia di Verona. Quindi ci sono aziende che avrebbero tanto da guadagnare da questo punto, da un'azienda, come dire, da una misura in qualche maniera ambiziosa. Ecco. Poi ci sono certo anche aziende importanti italiane che hanno puntato tutto sul gas, hanno un accordo, diciamo, di ferro storicamente con i distributori del gas e i produttori di gas, e quindi tengono una posizione molto conservatrice, ma stanno in qualche maniera, credo, adesso vediamo, incrocio le dita perché su quello su cui lavoro io, pian pianino perdendo un po' la battaglia, perché gli altri ex caldaisti, diciamo così, europei, e in primo luogo i grandi marchi tedeschi che tutti conosciamo, si stanno rapidamente spostando sulle tecnologie rinnovabili, e quindi lasciano un po' gli italiani col cinema in mano. Va bene, Davide, grazie per queste informazioni, ti lasciamo al tuo lavoro. Anche, no? Per questa spinta, perché poi è difficile per il cittadino che magari ha fatto tutt'altro lavoro nella vita o sta facendo tutt'altro lavoro, se il tecnico gli dice no, non esiste, non conviene, non c'è, sì, no, tutte bufale dei giornali così, ascolta il mio consiglio, e uno anche si rassegna, no? Dice ma come? Quindi ci fa piacere sentire invece una voce decisa, chiara. Quando volete ci risentiamo. Va bene, quando torni fai un fisco che andiamo a berci uno spritz da qualche parte. Ciao, buonasera. Ciao Davide, grazie, ciao. Buon lavoro. Grazie.
Bene, Spirit di Fabio Garante, questa sera un po' più rockettari come musica, Rossella e Omar. Sì, sì. Bene, ci spostiamo da Bruxelles per andare? Velocemente, in un saltino, voliamo a Parigi, dove diamo il benvenuto a Nadia Matrango, che insegna italiano in una scuola pubblica, in un liceo pubblico francese, a Aubervilliers. Ecco, questo era solo per esibire la mia vaga conoscenza del francese. Brava, brava. Vicino a Bien. Parigi. E benvenuta a bordo, Nadia. Grazie Rossella. Benvenuta, benvenuta, Buonasera. Buonasera. Francese perfetto, Aubervilliers si dice Aubervilliers. Aubervilliers si trova veramente alle porte di Parigi, a una fermata fuori da quelle che sono le vecchie mura di Parigi, quello che è come il raccordo anulare, insomma, di Parigi. Allora, tu insegni in un liceo pubblico, quindi nelle scuole pubbliche francesi, oltre a studiare l'inglese, immagino preponderante, si studia anche l'italiano. Sì, allora l'italiano è la seconda lingua e anche la terza lingua. Allora, innanzitutto loro scelgono l'inglese obbligatorio, spesso hanno lo spagnolo e infatti ci facciamo sempre le lotte con i colleghi di spagnolo pur di avere, insomma, degli studenti. E quindi loro scelgono l'italiano alle scuole medie e poi lo continuano fino al liceo. All'Aubervilliers io insegno in un complesso scolastico, quindi ho degli alunni che hanno dai 12 ai 18 anni, iniziano dalle scuole medie fino caspita. Quindi c'ho un po' tutti i livelli. Ed è da molto che sei inserita nel sistema scolastico francese? Sì, io sono in Francia dal 2010, sono arrivata a Parigi con c'è una selezione del MIUR che permette di fare l'assistente di italiano, proprio quelli che sono i conversatori madrelingue da noi in Italia, e da lì poi non sono più ritornata. Ho passato i concorsi e quindi sono rimasta in Francia. Quindi scusami Rossella, sono un po' curioso perché abbiamo pubblicato questa tua intervista, il link l'abbiamo messo anche su Insegnare all'estero su Facebook e su Docenti Senza Frontiere, per cui ci sono tanti colleghi come te che hanno fatto domanda come assistenti all'estero. Quindi tu sei passata da un sistema italiano a un sistema locale, quindi francese. Sì, vabbè, sì, in realtà sono partita dall'Italia, l'Italia mi ha permesso solo di arrivare. Poi in realtà quando si è assistenti si è veramente dipendenti del Ministero dell'Istruzione francese, quindi il Ministero dell'Éducation nationale, e poi ho capito che insegnare mi piaceva e che mi piaceva insegnare la mia lingua e far scoprire la cultura italiana, far scoprire l'arte, la letteratura, e quindi ho deciso di preparare il concorso a cattedra. Esistono due tipi di concorso a cattedra in Francia, quello che si chiama il CAPES e l'aggregation. L'aggregation è un concorso molto difficile e di eccellenza, che permette, non esiste questa differenza in Italia, permette di insegnare solo 15 ore davanti agli studenti e si è pagati un po' di più. Quindi è un concorso veramente di eccellenza che permette anche di insegnare all'università, in un certo senso, di fare non come professori universitari, ma ecco, di avere di fare delle sì, di fare delle lezioni. Okay. Complimenti. E quindi i tuoi allievi chiedono di poter apprendere la lingua italiana, perché? Perché sono incuriositi, in realtà l'Italia è molto presente, l'italianità in generale è molto presente a Parigi soprattutto, nella gastronomia, nella moda. Quando chiedo ai più piccoli, se dico italiano, Italia, cosa pensate? Pensano sempre alla gastronomia, all'arte, alla moda soprattutto. Mi dicono sempre tanti marchi di moda e di macchine di lusso, quindi in realtà hanno un'idea dell'Italia che è molto, che fa sognare, insomma.
Ah, che bello. Infatti con Rossella spesso noi chiediamo a tutti i nostri intervistati come te, no? Qual è il rapporto che lega appunto la cultura italiana al mondo, quindi alla curiosità? Ed escono spesso queste notizie del lusso, del cibo, anche della cultura come cinema e arte, va da sé. Quindi siamo ben contenti che è riscontrato veramente a tutti i livelli e dappertutto. Poi Parigi si presta molto in realtà. Ultimamente c'è stato il Festival del Libro a Parigi in cui l'Italia era l'invitata d'onore, c'era proprio tutto un settore di padiglione italiano in cui c'erano tutti degli scrittori invitati, tantissimi libri in lingua italiana anche tradotti. C'è un festival di musica italiana che si chiama Musica e Parole, di musica di cantautori italiani. Quindi insomma l'Italia è molto presente nella capitale, anche grazie a un'associazione che si chiama PIRP, l'Associazione dei Professori di Italiano della Regione Parigina, che si mobilita molto per far conoscere l'Italia in tutti i suoi aspetti, veramente. Ma questo è bello, anzi siamo anche curiosi un po'. Se hai voglia puoi metterci qualche link poi sul nostro sito di Radio Nostra, perché almeno se c'è qualcuno che in ascolto vuole un po' approfondire riesce a trovare direttamente la strada, il sistema giusto. Quindi sì, certo, potrebbe essere interessante. Ascolta, visto che stavi parlando di autori italiani, perché insomma uno degli stereotipi, dei moltissimi stereotipi in Italia è che i francesi siano un po' chiusi in se stessi, no? Che non abbiano molta attenzione per le culture e anche per le lingue fuori dalla Francia, mentre mi pare di capire che non è così per fortuna, insomma. E quali sono gli autori italiani così più tradotti o che tu hai occasione, non so, di vedere in modo un po' più... Beh, in questo momento direi che non che siano più tradotti, ma che vanno più di moda, perché ci sono tanti autori che sono tradotti, per esempio sto pensando a Leonardo Sciascia, tutta la sua opera è tradotta in Francia, però non è più di moda. In questo momento direi che Elena Ferrante fa parte degli autori più in voga. E poi in realtà cioè, i ragazzi non conoscono, sono molto giovani, quindi non conoscono la letteratura italiana, siamo noi che dobbiamo fargliela scoprire. E nei programmi spesso si parte sempre dai classici, quindi è vero che non si osa tanto la letteratura contemporanea. Sì. Sì, a parte Elena Ferrante mi dispiace, ma non... Ma Elena Ferrante, magari personalmente potrei aggiungere anche uno stranamente, ma non è interessante il mio punto di vista. So che va molto anche in Germania, per esempio, forse addirittura direi più che in Italia, ma vabbè. Sì. E poi c'è il commissario Montalbano, ad esempio, adesso c'è una fiction, è stata tradotta in francese, quindi ci sono questi fenomeni strani, cioè per esempio Montalbano, che Camilleri è quasi impossibile da leggere in lingua originale per un francese, e così sono veramente dei momenti di moda, avrei voglia di Delle pillole di saggezza che ogni tanto saltano fuori, fantastico. Ma probabilmente ha a che fare anche con l'ambientazione, no? Cioè, parliamo di luoghi molto affascinanti. Caratteristici, esatto. Sì. Ascolta Nadia, noi però siamo anche molto incuriositi dalla reazione che è sempre molto affascinante per noi e comunque ci incuriosisce molto dei francesi e dei parigini in occasione di questa riforma delle pensioni, che tra l'altro è molto meno pesante rispetto a quella che in Italia è passata senza grandi clamori. Ecco. Puoi dirlo. Ci racconti un pochino com'era Parigi in quei giorni? Allora, Parigi ha avuto dei momenti da 68, con le università chiuse, avrei voglia di dire un po' da 68 e un po' da Napoli dai tempi brutti dell'immondizia fino ai primi secondi piani.
Perché in realtà c'erano dei pannelli in città durante le manifestazioni in cui si diceva proprio, cioè c'era scritto non toglieremo la spazzatura fin quando questa riforma non sarà dentro. Quindi c'era uno sciopero io sento un piccolo rumore sottofondo, non so se... Era Carlo col microfono, ti ho tolto un attimo il microfono, scusa Carlo, perché si sentiva un poco di disturbo. Bene. Prego Quindi Nadia, dicevo, continua. Sì. quindi dicevo, in realtà è stata proprio una situazione particolare in cui nei quartieri, ma non solo sugli Champs-Élysées o nel XVI, che è un quartiere scicosissimo, era pienissimo veramente di spazzatura, delle cose mai viste, e cioè, gli scioperi erano intersindacali, nel senso che riunivano tutti i corpi, perché questa riforma, forse quello che non è passato in Italia, è che non solo allunga la durata, insomma, dei contributi, ma in realtà elimina i regimi speciali. Quindi, per esempio, prima i regimi speciali come l'EDF o la RATP, EDF è la nostra Enel, la RATP è la società che gestisce le metropolitane e i treni della regione parigina. Prima coloro che lavoravano in queste due aziende andavano in pensione molto prima. Adesso questo è un regime speciale, quindi hanno una cassa pensionistica diversa, quindi prima esistevano varie casse di pensione, adesso un po' come in Italia hanno unito tutto. E quindi naturalmente chi aveva un regime speciale non è d'accordo, e quindi insomma ci sono stati delle riforme, degli scioperi molto, molto ampi, perché per l'appunto tutti i corpi si sono messi insieme. Quindi anche trasporti, scuole, scuole, le scuole, soprattutto le raffinerie. Quindi le raffinerie per tanto tempo non abbiamo avuto benzina a Parigi perché non arrivavano i tir, perché erano bloccati o perché le raffinerie erano chiuse. Quindi gli operai poi con con effetti a cascata un po' su tutti i settori. Sì. Insomma, è una riforma che secondo Macron va fatta per dei motivi di budget. Secondo tutti i sindacati non ce n'è assolutamente motivo, e soprattutto non è una riforma che è stata votata, tra virgolette, in modo molto democratico. Democratico sulla carta sì, però in realtà al Parlamento è stata votata con l'articolo 49.3 della Costituzione francese, che è un po' un votare sulla fiducia, quindi non con un voto, con una maggioranza. Quindi è stata una forzatura, e quindi i francesi hanno vissuto veramente questo momento come un rischio per la democrazia, lo vivono tuttora, anche perché l'1 maggio siamo tutti chiamati a scioperare nelle strade per far annullare questa legge. Loro hanno un precedente, ora non mi ricordo più in quale anno, se è stato nel 95, in cui sono riusciti ad annullare una legge. Quindi loro sanno che è ancora possibile. O quantomeno sperano, insomma. Quindi stiamo a vedere, insomma, come... I scioperi non sono finiti. Giovedì scorso si era in sciopero, l'1 maggio saremo tutti a manifestare, e tutto questo si chiede al Consiglio Costituzionale entro il 3 maggio di validare un referendum. Quindi quello che chiede la popolazione è un referendum. Se il referendum viene accettato, a quel punto non si potrà più dire no, ormai è stata votata. Quindi quello che sperano i francesi. E la popolazione è abbastanza unita su questo, comunque. Sì, no, ma i francesi, io dico sempre che lo sport nazionale è andare a manifestare. Quindi quando si dice cosa hai fatto, no, sono bravi loro a manifestare. Fantastico, quindi sono motivati. E quindi, per chiudere, senti Nadia, io una domanda te la devo fare veloce, ma consigli ai nostri colleghi e ai studenti italiani di fare il tuo percorso, cioè di andare a lavorare, ad insegnare all'estero nelle scuole estere? Allora, il punto è che è molto difficile passare il concorso. Io quando ho passato il concorso di aggregazione c'erano solo 5 posti in tutta la Francia.
quindi è comunque un concorso molto difficile. Se veramente si vuole cominciare anche solo per, non so, fare delle supplenze, non consiglierei la regione parigina, perché in realtà l'italiano non è la seconda lingua più diffusa, forse più al sud, nelle zone di Lione, della Costa Azzurra. Bene, bene. Però ecco, è un percorso difficile. È un percorso molto, insomma, interessante, al di là che sia complicato, complesso o comunque difficile. Quindi ti ringrazio per essere stata qua con noi, sei Bene, stata molto grazie. gentile a raccontarci. Bene, se c'è qualche novità a Parigi puoi anche chiamarci e facciamo subito il call. La nostra mongolfiera è molto veloce ad arrivare. È veloce. Da arrivare da una città all'altra, certo. Sei nominata corrispondente ufficiale da Parigi. Perfetto, Bene, grazie. grazie Nadia, buon Grazie lavoro. mille. Ciao Nadia, buona scuola. Ciao, ciao. Eccoci qua, ritorniamo in studio, fil di sempre Fabio Garante sul suo album Sophie, e col nostro terzo ospite torniamo in Laguna. Con noi c'è Carlo Cappelletto. Buonasera Carlo. Devi attivare il microfono, Carlo, Carlo, devi attivare il microfono. Devi cliccare su quel pulsantino blu. Guarda, vediamo un po'. Allora, con Carlo Cappelletto parleremo dei cibi di conterminazione. Carlo, vai sul quel disegnino blu che hai sotto, clicca, lo vedi sotto allo schermo. Vediamo un po', disattiva il microfono, è disattivato. Vabbè, allora prova a rifare la richiamata, Carlo, richiama. Vediamo un po', l'abbiamo escluso. Allora, con Carlo si parla... Cappellari, cosa ho detto? Cappelletto ho detto, vero? Sì, Hai fame? va bene. Ecco.
Parleremo di cippi di conterminazione lagunare, che è una cosa che probabilmente fuori dalla zona di Venezia pochi conoscono, invece è una storia molto affascinante. Eccolo qua. Eccolo Rieccomi. qua. Ecco. Buonasera. Buonasera Carlo. Benvenuto. Ecco. Grazie. Allora, con te parliamo di cippi e stavo dicendo appunto cippi di conterminazione lagunare che fuori dal veneziano forse non tutti hanno presente esattamente di che cosa si tratta. Ce lo vuoi raccontare un po'? Sì, dunque diciamo che ce ne sono dappertutto di cippi di conterminazione, perché gli stati un tempo avevano questa passione di segnare i propri confini, no? E questo è mio, questo è tuo, cioè, e si dividevano così il territorio. I veneziani in particolare avevano una passione un po' diversa che hanno voluto marcare con questi cippi di conterminazione, ed è la differenza fra la terra e l'acqua. Sapete che i veneziani fino alla metà del 1300 era gente che si occupava e viveva d'acqua. Vivevano in acqua, navigavano, commerciavano e la loro forza, la loro potenza era in acqua. Si sono accorti della terraferma quando la loro forza in acqua è diminuita, e allora si sono accorti della terraferma e lì sono creati i due partiti, i partiti dell'acqua e i partiti della terra. Il partito dell'acqua diceva che Venezia era grande se aveva una grande laguna. Il partito della terraferma diceva che Venezia era grande se aveva tanta terra. Questi partiti sono fatti la guerra per centinaia di anni e questa guerra è finita, diciamo così, nel momento in cui c'è stata fatta la conterminazione lagunare del 1791 e si è stabilito finalmente che cosa è laguna e che cosa è terraferma. Questa conterminazione è lunga 170 km ed è segnata da 100 cippi sostanzialmente. I cippi originariamente nel 1791 erano una specie di casette alte 2 metri in mattoni con una bella lastra davanti in cui c'era scritto conterminazione, margine di conterminazione 1791 e un numero da 1 a 100. Il primo numero è sulla Romea e poi fa tutto il giro, tutto il giro in senso antiorario e arriva al 100, dall'1 al 100, dall'inizio della Romea fino a tornare alla Romea, e quindi fa Romea, Chioggia, Caroman, Pelestrina, Lido di Venezia, Sant'Erasmo. Perché Sant'Erasmo? Perché un tempo, nel 1791, la costa era a Sant'Erasmo, non c'era Punta Sabbioni, non esisteva, quindi la costa era lì. Allora, diciamo, scusa Carlo, diciamo che era più arretrata perché, sì, sai, poi la laguna ha una morfologia molto complessa in realtà e non tutti, ecco, magari se abbiamo occasione di aprire Google Earth vediamo un po' la laguna dall'alto così, e comunque era molto più indietro, insomma, la costa, poi con i sedimenti, Sant'Erasmo che è l'isola più grande in realtà è quella molto verde. E adesso è molto più all'interno, insomma. Adesso è dentro la laguna e poi appunto abbiamo detto Jesolo, poi si arrivava a Caposile, a Porte Grandi, Gronda Lagunare, Montiron, Tessera, Campalto, Mestre, quella che erano i Bottenighi che adesso noi conosciamo come Porto Marghera, Fusina e di nuovo la Romea. Ed ecco completato i 170 km di conterminazione lagunare. Tutto quello che stava dentro ai cippi era acqua ed era bene comune. Su quello non si poteva fare niente. Tutto quello che era fuori di questi cippi era terra che poteva essere data ai privati, che poteva essere usata dai privati. Questa guerra è continuata dopo il 1791 ovviamente, perché chi ama, chi pretende il bene comune acqua
ha cercato di mantenere questa contaminazione, chi invece voleva estendere la terra ha provato sempre a ridurla, ha provato sempre a bonificare sostanzialmente. E però ancora adesso quella contaminazione ha il suo valore legale. A dimostrare ciò c'è il fatto che a Chioggia, quando hanno fatto il deposito del gas, non hanno tenuto conto dei cibi di contaminazione, e il deposito del gas adesso dovrà essere abbattuto perché appunto è all'interno della contaminazione lagunare, e all'interno della contaminazione lagunare ci deve essere solo che la laguna. Quindi è molto interessante questo che ci dici, cioè è ancora perfettamente valido questo, chiamiamolo confine, no? Sì, questi cibi che racchiudono la laguna. Diciamo che è diventato un po' più grande dal 1791, è diventato un po' più grande perché recentemente sono state inserite dentro questa conterminazione anche tutte le bocche di porto. È stata inserita Valle Perini, che un tempo era considerata terraferma pur essendo una valle da pesca, e adesso invece è considerata laguna, e di Sant'Erasmo, perché Sant'Erasmo, che prima era considerata praticamente terraferma, adesso è considerata laguna, quindi almeno per la parte acquea. Diciamo che questi cibi in realtà però sono soggetti alle vicende del tempo, quindi sono soggetti a crollare, ad avere problemi. Proprio il 28 di marzo se ne è inabissato uno, il Cipo 61, che sta nella confluenza tra il canale Siloncello e il canale Silone, si è inabissato. Si è inabissato perché, come sapete, abbiamo dei grossi problemi di erosione all'interno della laguna, e siccome lui sta a confine fra l'acqua e la terra, l'erosione ha fatto sì che gli sia scalzata la barena che aveva sotto le fondamenta, e un po' alla volta lui si è piegato, e una mattina non l'abbiamo più trovato. E se ne sta lì sul fondo, non è che sia, cioè è lì che sta sul fondo. Abbiamo segnalato ovviamente alle autorità competenti il fatto. Non è il primo a cui succede questo fatto, perché per esempio è successo al Cipo che lo precede o lo segue a secondo i punti di vista, il 60, che stava proprio di fronte al Monte dell'Oro. Il Cipo vicino a Torcello, per dire, no? Lì c'era un Cipo, anche lì l'erosione ha fatto sì che il Cipo sia sprofondato e si sia inabissato, adesso se ne sta a 2 metri sott'acqua. In certi giorni di grande bassa lo si potrebbe anche vedere, ma è tutto ricoperto di licheni eccetera, insomma se ne sta lì, è pensionato, perché siccome era uno dei 2 cipi, 60 e 61 sono i 2 cipi della Valle Perini, adesso è pensionato, perché, come sono pensionati tutti i cipi abbiamo detto di Sant'Erasmo, mentre invece la maggior parte dei cipi è ancora in attività. Ma c'è qualche autorità che ha il compito di tenerli in vita questi cipi, anche da pensionati, però insomma una pensione onorevole? Sì. No, ci sarebbe addirittura l'obbligo, diciamo così, di rideterminare, di metterne anche di nuovi, visto che abbiamo dei confini nuovi della laguna. Le bocche di porto, per esempio, non facevano parte. L'autorità esisteva, era il magistrato per le acque, autorità che è stata eliminata dal governo Renzi. Adesso c'è un'altra autorità da 3 anni, che dovrebbe occuparsi della laguna, ma sono 3 anni che devono nominarne il presidente, per cui deve ancora entrare nelle sue funzioni, diciamo così. Quando entrerà nelle sue funzioni avrà il compito. Per il momento ci rivolgiamo al provveditorato per i beni culturali, a chi potrebbe tutelarlo come monumento, per dire. Però in realtà non si tratta di monumenti, perché si tratta di veri e propri segnali, picchetti, grossetti come picchetti, perché sono, diciamo così, hanno un dado, un fusto, un collare e
è una cupoletta sì ribassata, però in tutto fanno 2,20 m. Sono in pietre d'Istria, quindi sono parecchi quintali, sono un 40x40, quindi e 2,20 m di altezza, quindi non sono fuori terra, sono 1,70 m, insomma. Quindi le autorità non sono molto presenti, ma per fortuna ci sono gli appassionati invece che Sì. e siete in tanti, grazie anche per il lavoro che fai tu, un lavoro veramente molto preciso, capillare, ecco, e sei in buona compagnia anche? Sì, perché diciamo così, sono quelle strane febbri che prendono ogni tanto un po' di gente che finisce per occuparsi di cose in alcuni momenti particolari. È successo 3 anni fa, in estate, Carlo Ugenti, veneziano che abita a Bologna, io e Vittorio, io veneziano acquisito, lui veneziano da sempre, Loris, un po' di gente ha cominciato a interessarsi di cibi. Ed è successo tutto in un momento così. E cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che era bello adottarli, per cui molti di noi hanno adottato, fra cui appunto la Rossella e Luigi hanno adottato dei cibi, e loro hanno adottato proprio l'86, mi pare, vero? E voi, quello Sì, della quello della Torre Crepaldo. Torre Crepaldo. Un cibo tra l'altro che crea un po' di problemi perché non si capisce se è rivolto giusto o è rivolto sbagliato. È rivolto verso l'acqua, diciamo. Cioè, vedi l'intestazione dalla parte dell'acqua, in effetti chi rema, chi voga, cioè vede... cioè, io penso che siano stati messi dalla parte di chi sta in laguna e sono il confine, no? Cioè, hai perfettamente ragione. Per chi viaggia in laguna, dal mare, dall'acqua c'è il confine e quindi leggono il cippo, almeno penso. In realtà hai ragione, però non è vero in tutti i casi. Esatto, sì, perché ci sono cippi con... Delle volte li rimettono a posto e li rimettono a posto secondo il nostro concetto, cioè dov'è la ciclopedonale? La ciclopedonale è lì, allora bisogna vederlo dalla ciclopedonale, no? Non riflettono sul fatto che invece il cibo andava visto via acqua, perché a quei tempi andavano tutti per via acqua, mica c'erano le strade al cavallino. Non le ciclabili, esatto. Quindi non è che dovevi vederlo dalla pista ciclabile, la scritta del cibo, dovevi vederlo dalla barca, e poi però loro l'hanno rimesso a posto, l'hanno messo a posto girato. Purtroppo proprio l'86, a vederlo dalla Torre Crepaldo, perché sta lì sotto la Torre Crepaldo, sembrerebbe avere la scritta rivolta verso terraferma, quindi verso la ciclabile. Ho provato a chiedervi se potevate sbirciare, andare a vedere. Bisogna scendere giù, perché adesso con la pista ciclabile bisogna andare. Prima era abbastanza semplice andare a vedere, adesso bisogna con una scala, che può essere anche un bene, perché così tanta gente non va a toccarli o a chissà far cosa. E bisogna che andiamo a vedere un attimino la situazione con la scala, andare giù in riva, diciamo, a vedere visto un po'. Che l'abbiamo adottato, sì. Dobbiamo prendercene cura, sì. Carlo Ugenti sostiene che invece è proprio girato dalla parte della Torre Crepaldo, girato sbagliato. Lui è quello che l'ha visto di persona l'ultima volta. Anch'io l'ho visto dalla ciclopedonale, quindi non posso dire. Ho provato a vedere un po' di foto. Io ho la foto dal coso, delle foto che fate da terraferma, dalla strada, diciamo, e quindi non si legge niente perché è dall'altra parte. Ecco. Almeno. Però una buonissima occasione è il 14 di maggio, esatto. Perché ho letto appunto che è in programma una ciclopedonale sui cippi del Cavallino, quindi penso dal 45 al 50, e quindi... No, verso Jesolo si fa allora, già che l'hai annunciato, diciamo che il 12 e il 14 maggio ci sarà appunto questa manifestazione fatta da Tramare Laguna, dove nel Festival delle Tre Acque, loro ogni anno fanno questo Festival delle Tre Acque e ci aggiungono un tema. Questi
di quest'anno saranno i cippi di contaminazione lagunare della Serenissima, e quindi si parlerà di cippi. Alla sera del 22 maggio ci sarà alle 20:30 in Sala Centro Civico al Cassavio una conferenza sui cippi, dove appunto ci sarà anche Carlo Augenti alle 20:30, che racconterà un po' il giro della laguna dei cippi, un po' come hai fatto tu, Carlo, questa sera, mentre dopo domenica ci sarà dalle 9:30 la partenza dal Cavallino, la Cippomania. Scopriamo i cippi da Cavallino a Jesolo. Ci sono quei 3 cippi di Cavallino, poi si andrà verso via Cristo Re, e si va a Jesolo a vedere gli altri cippi. Allora, questa è una conversazione molto local e molto affascinante. E non so se avete notato la raffinatezza, Gianluigi aveva detto remare, poi si è corretto vogare, perché insomma, remare è veramente una cosa che non si può sentire e lui si è corretto subito. E per gli amici che non hanno presente dov'è via Cristo Re, eccetera, però è molto affascinante aprire appunto Google Earth e guardare la laguna, perché io non mi stanco mai di guardarla, ecco, dall'alto, perché è un ambiente molto vario, molto complesso, e tra l'altro c'è una differenza fra la laguna nord e la laguna sud. Ovviamente a noi piace di più la laguna nord, ma probabilmente perché ci abitiamo di fronte, va bene. Abbiamo questa fortuna, ed è un ambiente molto interessante, insomma, quindi i cippi sono una delle tante cose interessanti, ed è anche bello così ricordarli, per ricordare che insomma i veneziani riuscivano ad amministrare come si deve, ecco, come ci verrebbe da dire. Sì, beh, adesso diciamo che la via Cristo Re va assolutamente vista, perché c'è il Cippo 51, che è il cippo a casetta, uno dei 5 cippi sopravvissuti, e lui ha la faccia girata dalla parte sbagliata, per esempio. Chissà come hanno fatto a girarlo sbagliato. E dico che la laguna nord, la parte nord, è sicuramente la migliore, perché lo dicono, questo lo dice anche Italia Nostra, è l'unica che conserva il transetto trasversale a partire dalla gronda ovest fino al lato est, cioè quindi c'è un transetto che parte dal Montiron e finisce al Cavallino, che è assolutamente, che comprende quindi Torcello, comprende Burano, comprende Lio Piccolo, comprende la Saccagnana, Porto Secco, che è assolutamente unico e irripetibile. In Laguna Sud quello non ce l'hanno. Allora, poi magari chiudiamo il discorso perché è molto specifico. Qualcuno dice che Laguna Sud è stata anche un po' devastata dagli allevamenti delle vongole, perché più che altro anche dal canale dei petroli. Del canale dei petroli. E dal canale dei petroli. Ecco. E sicuramente. Per cui il mare è entrato e la fa un po' da padrone, cioè non c'è più quella situazione molto bella, molto affascinante, per cui non è né terraferma né mare. Ci sono queste barene, che sono queste isole a volte molto piccole, a volte un po' più grandi, che ospitano tra l'altro tantissimi uccelli, e quindi insomma è una zona molto molto varia. Ecco, guardatela, amici lontani su Google Earth. Bene. E ascoltiamo e andiamo in cerca dei cippi. Carlo, grazie mille per questo intervento. Ci risentiremo lunedì prossimo. Parleremo ancora di cippi con Paolo Rosasalva, che ha fatto anche la mappa dei cippi, quindi per un po' di giorni ci sentirete parlare dei cippi su Radio Nostra. Bene. Grazie. Grazie, ciao, arrivederci, Carlo. buona serata. Grazie mille. Buona Arrivederci, grazie. Ciao.
Bene, Sofì di Fabio Garante in anteprima, con noi abbiamo anche Fabio. Buonasera Fabio, ciao Fabio. Eccomi, ciao a tutti. Ciao, Grazie. benvenuto. In anteprima sei anche il primo che la mette sul pezzo, Ecco, Wow. diciamo. esatto, bene. Perché deve ancora uscire in realtà. In effetti uscirà fra 2 giorni, fra 2 o 3 giorni, no? Esatto, 26 aprile. Esatto, il 26 aprile. Noi grazie a te che ce l'hai consegnata, passato, l'abbiamo messo subito, abbiamo messo anche prima gli altri brani. Sofì è molto più slow, molto più lento, mentre gli altri brani erano più rocchettari, no? Esatto. Come brani. Allora Fabio Garante, aspetta che ci metto anche la tua immagine, eccoci qua. Fabio Garante, chitarrista, sei già tornato, abbiamo chiamato lo scorso anno, chitarrista, no? Raccontaci un Sì, po', su di faccio il te, sì. chitarrista. Sì, insegno in varie scuole, faccio il turnista per alcuni artisti, insomma, ad esempio Si Bobby chiama il Solo. turnista, Sì, un po' come quelli in fabbrica. Ah. Si chiama un po' triste, ma si chiama uguale. E suono in giro, insomma, con chi mi chiama. Poi ho un progetto solista di cui tu hai sentito sia lo scorso disco che è Freedom, che è questo, che è Sophie. Poi ce n'è un altro del 2017 che si chiama About Me, in cui suono brani strumentali, senza voce, essendo io il chitarrista. Che non riesco a spegnere. Vediamo un po', ti spengo io Carlo, tranquillo. Vai pure Fabio. E niente, poi insegno in varie scuole, come dicevo, e ho questo progetto solista affiancato, diciamo, ai concerti con degli artisti da cui vengo chiamato, diciamo. Ascolta, questo album che uscirà anche questo a maggio, abbiamo fatto sentire Sì, un l'album po'. intero l'8 maggio, esatto. Esatto. Sofì, perché Sofì? Cioè, dalla copertina forse si capisce, Si intuisce. no? Potrebbe essere una donna, ma appena vedi la copertina capisci che non lo è. Sophie perché purtroppo diciamo che è venuta a mancare la mia gatta dopo 3 anni. Peccato. E quindi ho deciso così di dedicargli tutto il disco e anche questo pezzo, che in realtà è stato scritto prima di quando è mancata, ma sono quelle cose un po' spirituali, no? Che stava benissimo fino all'ultimo giorno, però inconsciamente, magari essendo così vecchia, mi è venuto fuori questo brano già quando era, diciamo, in vita. E quindi, sì, anche perché era una gattina dalla foto che adesso metto, eccola qua. Possiamo vedere, per chi guarda su YouTube può vedere, è una gattina. Sì, quella in copertina non è lei ufficialmente. Non è lei. Ok. Però si assomiglia. Perché non avevo uguale. perché se non ci sono foto, diciamo, per fare una copertina bisogna avere una foto di una qualità alta, e quindi non potevo mettere una foto, diciamo, fatta col telefono. Ascolta, il disco è solo liquido, diciamo, oppure si può anche acquistare? Come l'hai fatto? Come l'hai preparato? E sia online su tutti i digital store tipo Spotify, tutte queste cose qua, ed è anche, quando uscirà l'8 maggio, prenotabile e in versione fisica, che basta scrivere un messaggio e lo spedisco, o lo do a mano se siamo vicini, ovunque, insomma. Prospettive, così, insomma, tu lo fai perché ti piace suonare, lo fai indipendentemente, no, perché, insomma, te lo senti te e fai sì, il diciamo disco. Che esatto, sono quelle cose che fai perché devi far uscire, diciamo, quello che hai dentro. Poi chiaramente questi sono dischi, diciamo, che sono cose, ad esempio se mi chiamano a registrare, magari registro qualcosa e mi rimane un'idea, la sfrutto, diciamo, per fare cose mie. Chiaramente se mi chiamano a suonare o a registrare per altri artisti, mi adatto al tipo di artista che mi chiama, insomma. Certo. In questo caso invece sono libero di suonare quello che voglio, diciamo, quello che mi viene da dietro. Ascolta, per la registrazione hai fatto, adesso è abbastanza semplice, no? Registrare a confronto degli anni passati, registrare i dischi.
costava anche Sì, tanto di più, no? come? Sì, costava, sì, Costava dipende. tanto di più a creare proprio il disco. Sì, adesso io ho diciamo un home studio dove mi registro le chitarre, basso e batteria, diciamo che do l'input al batterista che poi registra anche lui nel suo studio. Ci tengo a precisare che non ci sono strumenti finti, quindi è Ah, tutto, ok. diciamo, Sono tutti veri. Sì, perché adesso è esatto. abbastanza anche, ci sono... Sì, ma anche i suoni sono registrati Mm. proprio dall'amplificatore, non è come Mhm. adesso che ci sono tutti i suonini finti, plugin, eccetera, eccetera. E quindi compreso anche che magari, cioè, non è tra virgolette un disco perfetto, ma è un disco vero, è un po' come registrare un disco live, diciamo. Ci tengo anche a quando diciamo registro al fatto che venga fuori l'energia piuttosto che rifarlo magari una seconda volta più perfetto, preferisco tenere la prima volta che magari non è perfettissimo, ma do più senso di energia e diciamo più quello che volevo trasmettere. Vabbè, ma almeno, cioè, si sente anche su Spirit, si sente molto forte l'energia che emani, che fai traspirare attraverso i brani. Cioè, si sente che si suona. Sì, 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 assolutamente. Esatto, esatto, a confronto appunto, come dicevi tu, con queste tecnologie che possono anche essere comode, no? Possono anche aiutare magari un po', ma insomma, chi sa suonare suona. E diciamo che gli artisti che tutti noi ascoltiamo, quelli che ci piacciono, tipo, che ne so, faccio un esempio incredibile, tipo i Rolling Stones, dico incredibile a confronto chiaramente a me, Certo. tutta quella gente lì registra dal vivo, cioè non è che stanno lì col plugin, vanno in studio tutti insieme e registrano, insomma. Esatto. Ascolta, prossime tue uscite che ti possiamo seguirti, vedere in qualche concerto? Allora, ho dei concerti chiaramente estivi che ancora aspetto, perché insomma aspetto che esca il disco per, diciamo, una cosa un po' anche, non voglio portarmi sfiga, diciamo. Scaramantica. E a parte questo, comunque do anche dei concerti con Gianni Drudi, faccio un esempio quest'estate, dei concerti in duo, insomma basta seguirmi nella pagina, adesso non mi ricordo esattamente le giornate e dove, perché sono abituato a girare, per cui non, Sì, no. è difficile stare dietro. Però basta seguirmi, diciamo, sulle pagine social e tengo aggiornati tutti. Certo, ascolta, con Bobby Solo come va? Con Bobby Solo ho suonato per parecchio tempo, adesso in questo momento non ci sto suonando, però insomma ci sentiamo. Uh-huh. È stato ed è una super esperienza. Sì, e dico, è un grande ancora adesso, cioè, ma ho visto alcuni video, Assolutamente, cosa sì. cioè, è incredibile come sembra che abbia 20 anni, no? Esatto, sembra più giovane di me, ma questo succede anche dal vivo, cioè anche dietro le quinte, diciamo, è sempre carico come una mina. Non gli stai dietro, cioè, magari anche dopo 8 ore di macchina tu sei cozzo, lui è ancora lì che deve raccontarti l'aneddoto alle 2 di notte, che magari c'hai 3 ore per dormire perché il giorno dopo devi andare da un'altra parte. Quindi diciamo che la musica tiene giovani. Certo. Stavo per dire, la musica fa bene. Ecco. Sì, sicuramente non fa male, dopo non so se faccia bene, però sicuramente non male. Speriamo che faccia bene la mia musica, insomma, a livello di emozioni. Va bene Fabio, ascolta, grazie mille per questo incontro. Vi ricordo Fabio Garante Sophie, l'ultimo suo pezzo e l'ultimo suo disco che lo trovate su tutte le piattaforme audio e iscrivete a lui, andate sul suo sito che è fabiogarante.net e insomma e potete scrivere anche a lui. Esatto, se non rispondo è perché sono un po' pigro a livello di me, proprio poi rispondo. Sono un po' lento in queste cose. Va bene, grazie Fabio, ci sentiamo alle prossime. Grazie mille. Buona serata. Complimenti, ciao. Grazie mille, ciao. Vita, guardami,
C'è ancora un po' di posto per dei sogni in questa storia, punti deboli, in equilibrio nel via vai che noi chiamiamo vita. Vita, come fai a respirare i miei perché, lasciando solo silenzi che non passa mai, nei pomeriggi in cui vorrei sognare un'altra vita. È ancora calda l'idea delle tue mani per me, vorrei trovare la via delle parole quando sanno uscire da sole. Vita, come mai sorridi spesso accanto a chi non vuole amare i giorni e invece poi stai lì e chiudi gli occhi quando c'è qualcuno che chiama vita. È ancora calda l'idea delle tue mani per me, vorrei trovare la via dalle parole quando sanno uscire da sole, anche mentre fuori piove. Vita, fermati, fammi restare un po' accanto a te. Forse è inutile, però vorrei tu mi ascoltassi, sai. Vita, sorreggimi se lascio andare tutte le paure. Vita, guardami, cerca di amare, non solo quando vuoi. È ancora calda l'idea delle tue mani per me, vorrei trovare la via delle parole quando sanno uscire da sole, anche mentre fuori piove. Un'altra vita, Andrea Rana su Radio Nostra. Perché abbiamo messo un'altra vita? Adesso ve lo raccontiamo. Perché da Argenta, dove abbiamo lasciato Fabio, andiamo subito a Sant'Angelo Lodigiano. Se non sbaglio troviamo Adam 50. Ciao Adam. Aspetta, eccoci qua. Adesso avevi il microfono. Avevo chiuso i microfoni, adesso si può parlare. Buonasera a tutti, buonasera a Rossella, Gianluca e Omar e a tutti gli ascoltatori di Radio Nostra. Bene. Mi trovo a San Donato Milanese, nel mio studio. Milanese, scusami. Mentre alle porte di Milano. A Sant'Angelo, Mentre a Sant'Angelo c'è una mostra fino al 26 di un amico, di un collega, è una mostra intitolata Le mani ascoltano, e quindi è dedicata soprattutto ai più giovani, quindi ai bambini delle elementari. Quindi c'è un percorso dove si può vedere l'arte da non vedere, cioè l'arte da vedere e non toccare, l'arte da toccare e cosa fanno le mani e come fanno a fare pezzi artistici. Insomma, alla fine si
spiega l'ideatore, che è Giampiero Brunelli, quindi chi ha dato vita a questa mostra, spiega quali sono le tecniche dei vari pittori, dei vari artisti, dei colleghi. Ci sono anch'io con una mia opera che è intitolata, o perlomeno è fatta in una tecnica che ho brevettato, si chiama cromofusione. È una tecnica che riduce il consumo di energia. Cosa vuol dire? Quindi utilizzo innanzitutto del vetro già usato, ok? E poi nella lavorazione, quindi con dei pigmenti, degli ossidi, eccetera, lo coloro e lo cuocio. La cottura, che appunto è la parte che ho brevettato, quindi si riduce l'energia, quindi si fissano questi colori sul vetro e danno vita appunto ad una lastra colorata dove non c'è bisogno più della retroilluminazione, e quindi si può appendere al muro e utilizzarlo come quadro. Una cosa un po' particolare, però è stata scelta per questo percorso, per spiegare anche ai ragazzi più giovani che esistono opere d'arte fatte anche con elementi riciclati, quindi come il vetro, e assolutamente riciclabili all'infinito. Sì. Poi è questa tecnica appunto particolare che l'hai brevettata, di questa cromofusione, che crea questi effetti abbastanza piacevoli, belli, insomma. È esposta adesso, c'è un'opera che è intitolata Miele selvatico, che tra l'altro è dedicata, perlomeno raffigura un po' il miele, e è dedicata un po' alla moria delle api, quindi a questa sorta di inquinamento, quindi una denuncia contro l'inquinamento e queste cose, tant'è che è stata anche utilizzata come spunto poi per fare anche un tatuaggio ad un ragazzo, quindi mi fa molto piacere che vengono utilizzate anche i miei disegni, quindi queste mie opere per altro anche, no? Certo, il video lo stiamo mandando per chi sta vedendo il video, è questa l'opera che stiamo parlando, di cui stiamo parlando, e eccolo qua il tatuaggio. Adesso chi lo può vedere il tatuaggio fatto appunto dal disegno dell'opera in vetro, che in effetti col colore del miele è dedicato alle api, insomma. Ma fai anche fai anche delle esposizioni, insomma, adoperi il vetro anche per altri modelli, no? Sì, è chiaro. Allora, utilizzo il vetro per tante cose, ok? Mi piace tantissimo sperimentare. Ho brevettato diverse cose, anche la ruota in vetro, poi c'è stato altri oggetti che sono adesso esposti perennemente in alcune zone, ad esempio ad Alessano. Ad Alessano c'è il percorso della pace che porta al luogo di sepoltura di Don Tonino Bello, e c'è una mia opera esposta, ok? Quindi mi hanno coinvolto, quindi la CEI, quindi in questo progetto mi ha appunto coinvolto per realizzare quest'opera, che è un'opera tattile, quindi è un'opera da toccare ed è ideata appunto per i non vedenti. Quindi raffigura quindi questi due volti e queste mani, nasce quindi da una mia ricerca personale, perché tornando indietro, quando ho brevettato la cromofusione, che era semplicemente un vetro colorato, quindi per i vedenti potevano comprendere quindi le sfumature, diventava però invisibile ai ciechi, quindi quando mio padre prima di morire quindi ha avuto un problema di cecità, quindi toccando questo vetro
sorrideva, no? E comprendevo che non poteva vedere, insomma, non poteva più vedere la cromofusione. E allora da lì ho sperimentato ancora di più i vari altorilievi, insomma, diciamo le texture dei vetri, per far sì che il non vedente potesse comprendere perfettamente ciò che noi vediamo, ok? Quindi con queste opere per i non vedenti, la sensazione toccando questi vetri che hanno le persone appunto non vedenti sono le stesse, come si dice, hanno lo stesso, difficile spiegarlo, hanno la stessa sensazione di quelli appunto che lo vedono. Quindi pur essendo dei vetri poi totalmente trasparenti o comunque bianchi, certo, quindi ciò che noi comprendiamo da questi oggetti sono le stesse sensazioni che possono avere i non vedenti. Quindi sono arrivato a fare anche questi oggetti. Ascolta, abbiamo visto anche uno skateboard. Sì, anche lì sono tanti miei esperimenti, tante mie opere dedicate appunto a degli eventi di sport, appunto in questo caso lo skateboard di vetro, quindi mi coinvolgono insomma in tanti progetti e io cerco appunto di elaborare la mia arte, però sempre col vetro. Ascolta, quanto tempo passi in laboratorio? Quel laboratorio che abbiamo visto prima nel videoclip Un'altra vita, quindi voi non avete fatto caso, ma se rivedete il film, tornate indietro e rivedete il filmato e vedete il laboratorio che è di Abda 50 con le varie opere d'arte, sì. Esatto. Quanto tempo parecchio stai? Tempo. Ci passo, sì, parecchio tempo, perché produco qui e quindi lavoro, vivo, cioè vivo no, però chiaramente ho una vita privata, ma tantissimo tempo, perché poi quando si entra nell'arte, un po' forse come diceva l'amico precedente, no? Il cantautore, quindi deve avere delle ispirazioni, comunque sia ti devi nascono così, possono nascere di notte, possono nascere in altri luoghi di lavoro oppure mentre stai facendo qualcosa con qualcun altro, quindi prendi spunto e poi non vedi l'ora di tornare e iniziare la nuova opera. Sì, quante ore? Non saprei dirlo, non tante. Ma Adam, prima fuori onda stavi chiacchierando con Rossella e stavi parlando di queste esperienze, di questi amici che hai nella zona lagunare, no? Ma Sì. mi domando, quella è una zona molto ricca per la produzione di vetro soffiato, non so, di vetro colorato, eccetera. Tu a Milano invece cosa fai? Che tipo di esperienze lavori col vetro? No, scusa, è andata via la comunicazione, non ho sentito, ripeti No, mi l'ultimo. chiedevo come mai, cioè a Venezia è nota per i vetri soffiati, eccetera. Milano invece per quale tipo di vetro è così riconosciuta ed è famosa? A Milano non saprei dire, ci sono diversi artisti che però lavorano il vetro, ma comunque tutti arrivano a Murano per elaborare comunque le loro opere, perché vengono soprattutto artisti che hanno delle grandi idee, quindi vanno nelle fornaci e realizzano le loro opere, quindi ci sono diversi nomi. Ora non... Scusa Adam, praticamente stai dicendo che sempre Venezia rimane sempre un punto di riferimento.
Sì, per chi lavora al vetro sì, assolutamente, perché Murano è la culla del vetro, insomma, la Murano producono il vetro migliore del mondo, ok? Anche se adesso i prezzi sono un po' inaccessibili, però comunque assolutamente si fa la fila per arrivare a Murano per realizzare queste cose. Io che ho fatto per anni, faccio vetrate artistiche, che sono anche legate a piombo, eccetera. Il vetro soffiato di Murano è quello, anche il vetro rifatto cattedrale è quello, insomma, che va per la maggiore, assolutamente è quello più bello, ma perché poi è proprio la tecnica che utilizzano i mastri vetrai nel soffiare e nel elaborare queste lastre di vetro che lo differenzia da tutti gli altri. Ci sono tanti vetri di importazione anche dalla Francia, dalla Germania, che sono molto belli e molto brillanti, eccetera, ma non so, forse quello di Murano è quello più elegante, è quello più... Molto piacere sentirti dire queste cose perché insomma anche Murano sta vivendo un po' una crisi, chiaro. per cui che tu ci dica queste cose così ci fa molto piacere perché Sì. nonostante la crisi, insomma, gli artigiani comunque ci sono molto bravi, hanno una sapienza costruita nei secoli proprio, quindi... Certo, ma si vede, allora, per chi se ne intende di vetro, ok? Per chi riconosce il vetro ad occhio, riesce a capire quali sono i vetri dove dietro c'è proprio una scuola, una tradizione, eccetera, mentre ci sono bellissimi vetri che arrivano anche dall'estero, assolutamente, non metto in dubbio. Però c'è qualcosa di diverso, non so, sarà l'arte, sarà l'acqua di Venezia. La qualità si vede. Ci sono dei segreti, ma non li sveleremo neanche sotto tortura. Bravissimi, così che si fa. Guarda, qui a Liegi ci sono delle vetrerie interessanti che ai tempi lavoravano e pare che da Venezia siano arrivati degli esperti per insegnare i segreti, no? E pare che questi esperti siano scappati da Venezia, o meglio, sono arrivati da questa parte perché attirati ovviamente dai compensi, quindi hanno un po' sì, perché era segreto. vietato uscire da Murano per spiegare il vetro, cioè Esattamente, non si c'erano doveva queste corporazioni che insomma in qualche modo gestivano la cosa. E sai che io insegno qua a Liegi alle scuole primarie. Una volta ho fatto un lavoro essendo io di Milano sul risotto milanese, e ne è emerso che questa situazione del segreto che è stato trasmesso da quelle parti in qualche modo ha coinvolto anche la storia della ricetta del risotto alla milanese. Per cui siamo rimasti tutti colpiti quando tra le leggende c'era questa situazione dove per uno scherzo di gelosia allo zafferano è stato compromesso praticamente il riso di nozze di grandi personaggi milanesi ad opera proprio di un mastro vetraio delle Fiandre. Chiamato lo zafferanino. Esatto. Utilizza... Va bene, una domanda un po' stupidotta. Ma ti sei mai tagliato col vetro, con le opere? No, un pochino sì, qualche volta ho avuto piccoli incidenti, non grandissimi per fortuna, però sì, se non lo sai usare, se non stai attento è chiaro che ti puoi far male. Ma mi sono fatto male con dei pezzettini piccoli di vetro, neanche grandi, quindi... Va bene, Adam, grazie per queste belle immagini che ci hai dato, che stiamo mettendo in onda sulle tue opere. Sono veramente particolari e belle, ma danno anche il senso del tatto, no? Che ti viene da toccarle, già vedendole ti viene da toccarle.
E niente, quando fai qualcos'altro di nuovo, chiamaci che veniamo subito da te. Benissimo, grazie a tutti, buona serata. Bene, Ciao a tutti. e visto che Grazie. siamo in tema Grazie. di veneziano, mettiamo Mi vorria saber da Preda, di Bertelli. Ciao Adam, ciao. Ciao a tutti, buona serata. Mi vorria saber perché staria se c'era esta gente sbasia che spetta il sirocco, sto mar grosso che va sotto un cielo di piombo e che porta e onta un sol povero e stanco. Sta gente va, no guarda il tempo, ciapado strasse che impegni se un burcio e sbarca più là dove l'aria si scura, ma l'acqua non arriva e se sente sicura, sicura di non morir, con gli ossi bagnai, ma neri di un fumo che non si ferma mai, di un carbon duro e nero, come una tomba ti piansi a terra. Casanova non basta, ti rimpiansi do muri in cima a un canal e ti cerchi a speranza de tornar che domani, ma te spacca i polmoni, staria nera de piena e te par che non arriva mai sta primavera, anche piova de geri te par benedetta, ti seri balconi ti te salvi da espusa, ti cori in terrazza chiamar sui fioi, copar la marghera tase e disperai, ti tasi ogni giorno e ti pensi che mai ti dovevi assar, e il tuo campo e a tua casa morir forse negai, non c'è nostra condanna ma senza respirar, o brusai da una fiamma, poi ti conti che in fondo 130 se tanto, 130.000 al mese, paga tutte spese, viver poco te basta, casar fora e a miseria, se no basta se spera de poderse salvar, e ti te senti mal se ha trado fuochi, con l'acqua che cresce, col fumo che tira, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il paron ne destina, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il paron ne destina, tornarno se pol, restarno se vive, creparse a sorte che il paron ne destina. Mi vorria saber, Gualtiero Bertelli a Radio Nostra, e abbiamo finito? Ci siete tutti? Siamo tutti qui, siamo già sbarcati, stiamo sbarcando. Stiamo sbarcando. Beh, bisogna dire che adesso Radio Nostra ha fatto il 100%, no? E cioè? Spiega meglio. Allora, con un Adam 50 e un Omar 50 abbiamo fatto il 100%. Non manca una. È vero, 100%, esatto. Original. Bene, vi salutiamo a lunedì prossimo che è il 1° maggio su Coraggio, vediamo cosa facciamo. Intanto per domani che è il 25 aprile metteremo in onda uno speciale che avevamo fatto lo scorso anno o 2 anni fa sul 25 aprile, che è sempre interessante.
e un video lo trovate su YouTube, ma è permesso, vero? Cioè non c'è censura? No, è permesso, certo, si può, figuriamoci. Si può. 25 aprile si può ancora dire? Sì, okay. sì, ma si dirà anche più avanti, non ci sono problemi. Bene, quindi a lunedì prossimo, grazie a tutti, portiamo in garage, la nostra mongolfiera nell'hangar, ecco qua. Nell'hangar. Bellissimo, io proseguo per Liegi. Ciao. Ciao Stella, ciao Gianluca, il podcast sui social Facebook e Twitter e sul sito www.radionostra.gindofri.com.